Buonasera, buonasera dal Palaruggi, quarta giornata del campionato A2 Silver. Andrea Costa Imola che ospita la squadra del Derthona Tortona in quello che è uno dei tanti match importanti di questo campionato, soprattutto in ottica retrocessione, perché si affrontano due squadre che hanno all'attivo una sola vittoria a fronte di due sconfitte. Una partita già chiave dopo appena 4 giornate, con squadre che arrivano da stati d'animi opposte, perché Imola ha lottato ma perso nell'infrasettimanale in quel di Ferrara per 2 punti, 77-75, dopo essere stata avanti di 9 a 3,50 dalla fine, mentre Tortona ha conquistato la prima vittoria casalinga, la prima vittoria del campionato, per 71-66, battendo la squadra di Roseto. Ma per presentare meglio questa partita, come sempre vicino a noi Riccardo Rossi del Corriere di Romagna. È una partita rischiosa per Imola, perché l'occasione buttata via a Ferrara con quel +9 a 3 minuti e mezzo dalla fine può pesare. Solitamente nello sport di squadra è così, una partita pericolosa contro un avversario che invece si è sbloccato in settimana e che quindi sarà molto motivato. Tra l'altro Tortona viene da 3 partite in cui è tirato veramente male dal campo, e c'è da attendersi oggi che tra Simoncelli, Venuto e anche lo stesso Valente le percentuali si possano alzare. Allora andiamo subito con la prima azione Imola, prima di andare con i quintetti. Pallone nelle mani di Perry che rischia l'infrazione di passi. Lo scambio è con Anderson, andrà alla conclusione Perry perché mancano 2 secondi per la conclusione. E Jesse Perry segna i primi 2 dell'incontro. Perry è in campo per Imola assieme al numero 12 Prato, il numero 15 è Carvel Anderson, il numero 11 è Marco Maganza e il numero 10 è Francesco De Nicolau. Dunque formazione tipica per coach Giampiero Ticchi, la formazione con cui ha cominciato le ultime gare di campionato. La squadra ospite invece, che va a sbagliare con il numero 11 Alexander Simoncelli, si schiera con il 4 Paolo Rotondo, il 9 Marco Venuto, l'11 l'abbiamo detto è Simoncelli, il 55 è l'atleta che vedete in questo momento sbagliare 3 volte, si tratta di Ramon Galloway, e il 45 è l'italo brasiliano Jonathan Tavernari. 4 errori dal campo per la squadra ospite, un errore dal campo invece per Imola, che si ripropone in attacco con l'1 contro 1 spalle a canestro di Marco Maganza, che apre fuori per Jesse Perry. Servito ancora sotto Maganza, che ha il suo bel da fare contro le mani di Paolo Rotondo. Alla fine rischia di perderla De Nicolau, ma l'ultimo tocco è della difesa della squadra alessandrina. 2-0 Imola a 8,36 dal primo intervallo. Prato per la rimessa, 4 secondi per il tiro. Andrà a servire Jesse Perry che riceve, si avvicina a canestro, perde la maniglia e manca un secondo per l'attacco Imola, che non è propriamente di quelli fluidi fino a questo momento. Vediamo un po', 8,33, un secondo per il tiro di questa azione e si incarica Prato della rimessa. Va a servire Anderson che riceve, tira Anderson, pallone lungo, rimbalzo conquistato dalle mani di Alexander Simoncelli, che è uno dei 2 giocatori in campo in questo momento ex Casal Pusterlengo. I 2 si sono trovati, Venuto e Simoncelli, assieme qualche stagione fa. Attenzione Riccardo, perché è andato per le terre Patrizio Prato dopo aver commesso un fallo. Non so se hai visto un pochino meglio di me come ha rimediato quello che sembra essere un infortunio. No, onestamente non ho capito quale possa essere il problema. La prima impressione è che possa aver appoggiato male o il piede o il ginocchio venendo giù dal contatto con il lungo di Tortona, però adesso Patrizio si rialza, probabilmente è stata proprio più una botta, quindi il dolore è causato dalla botta stessa. Adesso vediamo se ci sarà il cambio comunque d'obbligo, visto anche che il giocatore è uscito dal campo, quindi entra Busciate, esce Prato, e adesso avrà 2 liberi il Rotondo di Tortona in un inizio che per Imola non è stato dei migliori, soprattutto a rimbalzo, con quei 3 secondi tiri concessi consecutivamente alla squadra ospite. 2 liberi per il pivot siracusano Paolo Rotondo, formatosi nelle giovanili della pallacanestro Biella con Federico Danna, giocatore che è stato nelle orbite delle nazionali giovanili della squadra azzurra, in particolare per lui europeo dell'Under 20 nel 2009. Primo punto per la squadra ospite, primo punto ad opera di Paolo Rotondo, giocatore di 205 cm, 25enne.
Perry arresta il palleggio, vuole le mani di Franco Busciati, il sesto uomo di lusso dell'Andrea Costa Imola, che è rientrato in campo notevolmente in anticipo rispetto alla solito. Tra l'altro Busciati presenta una evidente incerottatura al mento per insomma, i postumi di una botta ricevuta nella partita di domenica scorsa, gara che, lo ricordiamo, Imola ha vinto in casa dopo oltre un anno di digiuno contro Piacenza. 10 secondi per il tiro, un po' lento l'attacco Imola in queste prime azioni. De Nicolao la perde, recupera ancora un attivissimo Simoncelli che poi va in contropiede, serve il pallone nelle mani di Jonathan Tavernari, prime due dell'incontro, ed è la prima volta che Imola al Palaruggi si trova in svantaggio in questo campionato. 7-36, 3-2 il vantaggio del Tortona. Tortona è un paese di medie dimensioni in provincia di Alessandria, che per la prima volta si affaccia a questi livelli di terza serie nazionale. Primi due anche per Marco Maganza sull'ottimo assist del compagno. Attenzione alla tripla presa e sbagliata da Marco Venuto, però ci si dimentica ancora una volta un giocatore sotto canestro. Paolo Rotondo segna il primo canestro dell'incontro con l'offensivo tramutato in 2 punti d'oro. Va sempre di secondi tiri Tortona, Imola invece finora sempre con conclusioni abbastanza fluide. Primo canestro anche per l'italo-albanese Franco Busciati. E così Imola segna 6 punti con 3 giocatori diversi. Teraccia da parte di Tavernari che ci prende gusto da 3 punti, rimbalzo Busciati che va in coast to coast, poi il tentativo di scarico per Carvel Anderson, la palla intercettata dalla difesa della squadra bianconera, che l'anno scorso è riuscita a conquistare la promozione qui in Silver grazie alla vittoria contro Legnano nella serie finale di promozione. Tripla libera per Anderson, che ha dimostrato chiaramente di avere la mano dai 3 punti. Anche questa sera parte con una tiro pesante dai 6,75. Carvel Anderson ha fatto molto bene anche nell'infrasettimanale di Ferrara con un 50% da 3 punti. 9-5 vantaggio Imola, troppo facile dire che è il massimo della partita fino a questo momento. A 6,20 attacca il canestro Simoncelli e fa bene, si attacca in maniera decisa da entrambe le parti. Simoncelli si appoggia sul difensore penetrando e trovando i suoi primi 2 punti dell'incontro. 9-7, partita che comincia a farsi gradevole. Perry se la gioca contro Tavernari, sbraccia, riesce a mantenere un buon equilibrio, ma la conclusione gli esce. Venuto in semi-transizione, si arresta, apre per l'ottimo assist per Alexander Simoncelli, che non è propriamente un tiratore da 3 punti e lo dimostra in questa circostanza. Altro rimbalzo offensivo però conquistato da Jonathan Tavernari. E attenzione a questo giocatore, Ramon Galloway, che è un atleta di primissimo livello, protagonista di 2 giocate da top 10 sul sito di riferimento della A2 Silver, giocate spettacolari che sono valse tra l'altro i punti importanti conquistati appunto in casa contro Roseto nell'ultima apparizione infrasettimanale. Lega 2 che ha disputato mercoledì la terza giornata. Abbiamo detto Imola che ha sprecato l'ottima occasione di ritornare alla vittoria esterna dopo 1 anno e 10 mesi, perdendo nel palazzetto di Ferrara nel derby dell'Emilia Romagna per 77-75. Busciati con l'assist dietro la schiena che non gli va a segno, recupera dalla spazzatura Jesse Perry che segna il suo 4º punto. 11-9 il parziale che si cristallizza fino a questo momento quando varchiamo la MOA di metà primo quarto. Il grande assist di Galloway a cercare Simoncelli, il pallone però esce dall'anello, recupera il rimbalzo Jesse Perry. Imola prova a correre con De Nicolao che attacca il canestro, serve fuori, apre per il tiro di Maganza, beffato dal ferro. Riccardo, comunque un inizio apprezzabile quantomeno dagli attacchi, ci si diverte perché c'è buon ritmo. Tanto aveva segno Tavernari da 3 punti, un inizio apprezzabile, però Imola ha giocato secondo me male a rimbalzo perché ha lasciato troppi secondi tiri alla squadra ospite, che ne ha poi sbagliati 2 o 3 a percentuale alta. Infatti la dimostrazione poi che arriva anche questa palla persa. Imola ha avuto 2 o 3 possessi almeno conclusi in modo un po' fortunoso. L'ultimo canestro di Perry è stato anche di bella fattura, però insomma non era nato propriamente da idee chiare. Adesso c'è il cambio perché Maganza
ha giocato 5 minuti bruttini, entra Bartolucci, ottima Ferrara, vediamo se le cose migliorano per Imola, che comunque, ripeto, deve riuscire a crescere di intensità dietro. Altro cesto per la squadra ospite, questa volta d'opera di Ramon Galloway, il numero 55 degli ospiti, arrivato poco prima dell'inizio del campionato per sostituire l'infortunio di Christian Polk, l'altro americano che si è fermato pochi giorni prima del debutto in campionato e ne avrà per almeno 2 mesi e mezzo. Vantaggio Tortona con il parziale aperto di 6-0, recupera il rimbalzo Simoncelli, questa volta in attacco sorride Imola con il rimbalzo offensivo, ci prova Busciati un po' fuori dagli schemi, ma la tripla di Franco Busciati è di quelle importanti. Quinto punto del giocatore albanese, anche lui ottima prova in quella di Ferrara, però il problema per Imola è che sotto canestro non si riesce a contenere la maggior fisicità dei lunghi ospiti. 15-14 il punteggio a 3 minuti dalla fine di un primo quarto che se ne va via veramente veloce. De Nicolao torna sui propri passi, il tentativo di servire Jesse Perry, che come sempre si muove come un forsenato nel pitturato. Arriva il primo fallo dell'incontro da parte del numero 30, si tratta di Jeffrey Crockett, era partito dalla panchina, il secondo americano di Tortona, evidentemente una mossa da parte di Demis Sakavina di provare a mettere un sesto uomo di lusso nel corso del match. Parleremo in seguito del giocatore uscito da Texas Tech University, dunque al primo anno fuori dagli Stati Uniti. E intanto arriva il primo canestro con fallo in penetrazione da parte di Jesse Perry e il secondo fallo di Jeffrey Crockett. È già una notizia di quelle da segnare con il circolettino rosso, perché 2 falli per un americano dopo 7 minuti e 10 è una buona notizia per Imola. 2 tiri liberi, anzi un tiro libero l'aggiuntivo per Jesse Perry, che segna e arriva a quota 7. Riccardo, buon inizio da parte del numero 33 imolese. Sì, l'inizio tra l'altro delle sue partite in campionato è stato finora sempre molto convincente, 15 punti in 2 quarti con Ferrara mercoledì scorso e anche nella prima con Legnano, mi ricordo a Castellanza fece 20 minuti strepitosi. Poi è chiaro che può calare un po' la distanza, anche perché diventa difficile dare palla sotto, però è una certezza ormai di questa squadra. Doppio cambio per Imola, fuori Henderson e De Nicolao, secondo me anche colpevoli di non aver difeso granché, e dentro Hassan Prato di nuovo che sembra a posto fisicamente. Busciati dunque andrà ora in cabina di regia con l'ingresso anche del numero 17 imolese, l'ex rimenese Norman Hassan. Attenzione a Galloway, giocatore dotato di evidente ball handling, questa volta però la sua conclusione in allontanamento gli esce. 17-15 nel frattempo, 2 minuti e 20 il vantaggio imolese, con l'ispiratissimo Perry che se la gioca contro Crockett, che può difendere in maniera assolutamente farraginosa, e tra l'altro arriva anche il terzo fallo da parte di Crockett. Ora francamente non so se Crockett fosse partito dalla panchina per problemi fisici o semplicemente per scelta tecnica. Certo è che è probabile che non lo rivedremo prima del secondo tempo. Crockett 3 falli in 3 minuti, non propriamente il modo migliore per debuttare qui al Pallaruggi. Ovviamente Demis Sakavina è costretto a rimettere in campo Paolo Rotondo. È troppo facile anche dire che insomma l'ex di turno più apprezzato questa sera, al di là della presenza fra le file di Tortona di Rudy Valenti, è certamente Demis Sakavina, a cui sono legate le gioie maggiori di Imola negli ultimi anni. Parleremo alla prima occasione utile di quello che è stato il curriculum di Demis Sakavina in carriera, ma anche e soprattutto in quel di Imola nella stagione 2004-2005, 2005-2006. Arriva il primo canestro anche dell'ex di turno che veste la casacca numero 44, si tratta di Rudy Valenti, qui a Imola 2 stagioni fa. Si prova la tripla, Bartolucci, pallone che va sul secondo ferro, rimbalzo conquistato
proprio dal giocatore nativo di Fabriano, che mette già in movimento Alexander Simoncelli, che va come un fuso dritto dritto a contatto con il canestro. Riccardo, quanti canestri che ha fatto la squadra ospite a stretto contatto con l'anello? Sì, tra l'altro Cavina nella presentazione della gara aveva detto che la sua squadra non doveva accettare i ritmi alti. Mi sembra che stia facendo tutto l'opposto, gli sta anche andando bene. Imola ha qualche problema grosso a difendere contro questa squadra. Inizialmente sono stati lunghi a aprire la scatola, poi piccoli, tanti 1 contro 1 persi. Anche qui vediamo canestro facile di Riva. 7 punti da parte di Rotondo, con Simoncelli che pressa molto alto. In generale l'intera squadra ospite è proiettata verso un pressing offensivo teso a disturbare le manovre della squadra imolese, che nel frattempo si trova sotto sul 21-20 a 50 secondi, effettivamente ritmi della partita molto alti fino a questo momento. Prato comanda l'attacco, serve un altro pallone difficile da ricevere per Jesse Perry. Fortunatamente arriva il tocco della difesa, 5 secondi però per il tiro. Bosco, Logagno e Stoppa sono i 3 arbitri chiamati a dirigere questa partita valevole per la 4ª giornata del campionato di A2 Silver. Andrà dentro Prato, triplicato, perde palla, un'altra persa da parte di Prato. A nulla vale il tentativo in extremis di Franco Busciati. Imola si è scollata dopo un buon inizio dal punto di vista offensivo, troppe le incertezze dietro sono state capitalizzate fino a questo momento dalla squadra del Dertona Tortona, che tra l'altro ha la possibilità di gestire con calma l'ultimo attacco. Simoncelli la conquista, fuori dall'arco dei 3 punti, punta diretto Busciati, arriva il raddoppio di marcatura di Bartolucci, si libera la conclusione da parte di Rotondo, non va, e allora Imola con 5 secondi sul cronometro va con l'incursione, fallo di sfondamento ad opera di Franco Busciati, che lascia 4 secondi sul cronometro, commette il primo fallo. Imola con ogni probabilità terminerà il primo quarto in svantaggio, dopo aver toccato anche il +4 sul 9-5. Dopo 3 minuti di gioco, tutto pronto dopo l'asciugatura del parquet per l'ultimo attacco del quarto. Arriva il fallo da parte di Hassan, chiaramente un tentativo di impedire una facile conclusione, perché Imola non è in bonus. Abbiamo visto come Hassan aveva cercato chiaramente di commettere il fallo per impedire a Tortona di giocarsela con comodità in attacco. Un secondo però rimane al termine, la rimessa a Simoncelli a servire Galloway non va, la sua conclusione finisce allora con il minimo degli scarti, 20-21 il vantaggio della squadra ospite qui al Palaruggi, con 10 punti di Perry, 5 di Busciati, 3 di Anderson e 2 di Maganza per Imola. Dall'altra parte 7 di Rotondo, 6 di Simoncelli, 4 di Tavernari, 2 di Valenti e 2 di Galloway. Abbiamo accennato di Demis Cavina, giocatore, anzi allenatore naturalmente nativo di Castel San Pietro nel 1974, lui che ha cominciato ad allenare a soli 16 anni nel settore giovanile della squadra della sua città, con cui ha debuttato anche a 23 anni in Serie B2, poi la cavalcata con la squadra di Castelmaggiore dal 99 al 2001, toccando 3 promozioni dalla B2 alla Lega 2, 2 promozioni dalla B2 alla Lega 2, poi l'esperienza a Roseto in A1 nel 2001-2002, quindi Latina 2 anni in B1 e poi l'approdo a Imola, l'abbiamo detto, 2004-2005 la salvezza e nel 2005-2006 il quinto posto finale, con anche una finale di Coppa Italia persa a Ferrara contro Scafati. Poi le strade di Imola e Cavina non si sono più riavvicinate, Fabriano in Lega 2, poi 2 anni a Sassari in Lega 2 con la finale promozione persa contro Soresina nel 2008-2009, Udine in Lega 2 e quindi 2 anni a Veroli sempre in Lega 2 con l'esonero dopo appena 5 giornate della stagione 2011-2012, l'anno a Scafati in DNA Gold 2 stagioni fa e l'anno scorso l'esonero alla fine del girone d'andata in quel di Napoli.
Insomma, un testimone importante, quello raccolto da Demis Cavina con la squadra di Tortona, che fino all'anno scorso era affidata a Arioli, che come detto ha guidato la squadra alla promozione dalla DNB Girone A alla A2 Silver, con la finale vinta sul campo neutro di Cervia, appunto contro Legnano. Allora la squadra ospite, che si incarica della rimessa per cominciare il secondo quarto, ha confermato 4 giocatori, operando 4 acquisti: Tavernari assieme a Galloway, Simoncelli e Valenti, con il chiaro intento di trovare la salvezza, che poi equiverrebbe di fatto alla promozione nel rinnovato campionato di A2, che riassumerà i contenuti della Gold e Silver attuali. In campo per il secondo quarto Imola è con Busciati, Bartolucci, Prato, Perri e Hassan. A zona la squadra ospite è una 3-2, sembra. Servito Prato, la marcatura su di lui da parte di Marco Venuto, che compone il quintetto assieme a Rotondo, Galloway, Tavernari e Simoncelli. Altro attacco ai limiti dei 24 per Imola, con Perri che si allontana, primo ferro per lui, rimbalzo Rotondo. Si è ripartiti dalla 20-21 e Simoncelli apre per Venuto, che curiosamente non stava guardando la sfera ma si stava proiettando in contropiede. 20-21, Riccardo, una partita equilibrata che Imola deve cercare di conquistare per trovare la seconda vittoria interna, ma le difficoltà sono evidenti fino a questo momento. Le difficoltà sono evidenti perché alcuni limiti tecnici, quelli di giocatori poco abituati a attaccare il canestro, se eccettuiamo Busciati e Perri, portano ad avere sempre una dimensione molto perimetrale del gioco. E poi quando Imola perde un attimo il senno, come è successo alla fine del primo quarto, beccando un break di 6-0, credo che chiamare un time out possa essere utile. Ticchi non lo fa mai in queste situazioni, a suo modo di dire, per responsabilizzare la squadra, uscire da sola nei momenti difficili, però sono parziali che secondo me vengono regalate agli avversari tutte le volte. Un'osservazione giusta, perché abbiamo notato come spesso effettivamente Ticchi decide di non chiamare time out, di non interrompere il gioco, lasciando che siano i suoi giocatori a cavarsela in campo. Qualche volta ovviamente va bene, altre no. 8-41, non si è segnato in questo primo minuto e 20 di gioco né da una parte né dall'altra. Simoncelli esce dal blocco, la conclusione dei 3 punti è scentrata in tutta solitudine nel rimbalzo di Perri. Ecco, fortuna per Imola che Tortona non ne sta approfittando delle difficoltà offensive di Imola. Perri è l'unico ad aver trovato il canestro con una certa regolarità, questa volta però non gli va, però è bravo a proiettarsi a rimbalzo e a spizzicarla per Norman Hassan. Riparte Imola, extra possesso, bisogna cercare assolutamente il canestro, si prende la tripla e la realizza proprio Hassan. La tripla del giocatore con la maglia numero 17 di Imola, uno dei nuovi acquisti della squadra dell'Andrea Costa, che ovviamente ha rivoluzionato tutto quello che era stata la stagione dell'Andrea Costa targata Aget 2013-2014, che aveva conquistato solamente una vittoria sulle 30 partite del campionato. 23-21, Imola si è riportata avanti in una partita comunque caratterizzata dall'equilibrio pressoché totale. Fuori per Imola Jesse Perri, che se ne andrà tra gli applausi convinti del pubblico, che infatti arrivano. Rientra in campo, anzi entra in campo Jacopo Preti, l'unico giocatore autoctono imolese in seno alla Andrea Costa Imola. Perri se ne va ovviamente per rifiatare un attimo. Riparte Tortona con Paolo Valenti in punta, servito Alexander Simoncelli. Il cambio difensivo con Busciati che va a occuparsi della marcatura di Rotondo, che incredibilmente sbaglia. Requista ancora un altro rimbalzo Galloway, che si appoggia, sbaglia, altro rimbalzo offensivo. Questa volta il fallo è di Paolo Rotondo. Il secondo fallo di Rotondo
si sommano ai 3 già commessi da Jeffrey Crockett, l'americano, il primo americano della storia di Tortona, che ha giocato appena 3 minuti commettendo 3 falli nel primo quarto, e come insomma immagino lo rivedremo solamente nella seconda parte di gioco. Qui Hassan dimostra di avere limiti nella ball handling, riesce comunque a superare la metà campo indenne. Prato vuole servire, anzi vuole ricevere la palla da Preti, lo fa, arriva una tripla uscendo dai blocchi di Busciatti, non è propriamente il suo tiro l'uscita dai blocchi, infatti sbaglia. Si abbassano le percentuali di tiro e si abbassa anche un po' il livello tecnico di gioco in questa partita. Ticchi inginocchiato a pensare a quella che può essere la tattica migliore per la sua Imola. Riceve Venuto, serve Simoncelli che mantiene vivo il palleggio, pallone sotto per Rotondo, un'altra palla molto comoda, per fortuna che Rotondo spesso sbaglia, non in questa circostanza. Rotondo arriva a quota 9, Imola paga evidenti gap fisici contro gli avversari in questo momento. Sì, Tortona, come forse anche poi Piacenza la seconda giornata, sta dimostrando di avere qualcosa in più fisicamente di Imola, però ripeto, in questa situazione rinunciare a tutti e 2 i giocatori americani è un rischio. Tra l'altro Bartolucci non sta incidendo molto sulla partita come è successo invece a Ferrara, e adesso arriva la bomba di Venuto a dare il massimo vantaggio alla squadra ospite. Eh sì, 23-26 con il parziale di 0-5 per gli ospiti, la prima tripla dell'incontro per la squadra di Tortona, Imola che sta rinunciando a entrambi gli americani. E ci prova Bartolucci da 3 punti, ma arrivano tante scelte sbagliate per la squadra ospite e arriva questa volta il time out di Ticchi, non ne approfitta per fortuna Tortona, anzi si accende il contropiede con Prato che va a segnare in sottomano i primi 2 punti dell'incontro. Buon per Imola che insomma il Dertona abbia fallito l'appuntamento con il canestro per potersi portare addirittura più 6 con la tripla sbagliata in precedenza, che poi ha scatenato anche il rimbalzo difensivo e il contropiede di Imola. Fuori Valenti, entra in campo Rafael Stroz con il numero 13, un pivot milanese che l'anno scorso e anche l'anno prima era sempre in quel di Tortona, dunque 3 anni nella stessa squadra, quella alessandrina, per Stroz. È un corrietira quello alla fine di Tortona, che smentisce un po' le parole di Demis Cavina nella presentazione della partita, dove si parlava di ritmi nuti abbastanza bassi. Altro offensivo da parte del Dertona, il fallo pescato nel cuore dell'area da parte di Norman Hassan. Imola si sta macchiando di tante penalità, anche se non siamo in bonus. Arriva il time out chiesto da Giampiero Tuicchi. Riccardo, hai parlato dell'assenza dei 2 americani in campo in questo momento per Imola. Effettivamente l'Andrea Costa sta facendo tanta fatica. Sì, fra l'altro Henderson è uscito, mi sembra che mancassero 2 minuti e 40 alla fine del primo quarto, quindi ossigeno l'ha preso. Se, come credo, il cambio era anche punitivo per un certo non atteggiamento difensivo, adesso è il momento di dargli l'occasione di rifarsi, perché la squadra in attacco fatica e Tortona non ha preso il volo solo perché anche lei ha dei limiti offensivi, ha sbagliato qualche tiro aperto con cui poteva andare anche a 7-8 punti di vantaggio, mentre Imola direi che da quel 20-15 ha smesso completamente di giocare. Poi bisogna essere onesti, anche quel 20-15 era stato frutto di 2 iniziative personali di Perry, 2 giochi da 3 punti, ma è dall'inizio della gara che Imola non ha ritmo. Poi ci può stare, ripeto, quando butti via un'occasione come quella in trasferta a Ferrara, la partita dopo è difficile a livello mentale, però adesso bisogna reagire.
5-17 all'intervallo lungo. Andrea Costa Imola 25, Dertona Tortona 26. Rimessa in attacco per la squadra ospite, priva, lo ricordiamo, di due pedine importanti. Uno è il capitano Leone Gioria, infortunatosi 10 giorni fa e fermo appunto in questa partita. Fuori anche il giovane classe 96 Riccardo Riva, ma è certamente un'assenza di minore importanza rispetto a quella del capitano. Rimessa per Tortona, che però combina un pasticcio. Busciati in contropiede, arriva la stoppata però con fallo ad opera del numero 13 Stroz. Vuole insistentemente il canestro Ticchi, vediamo un po'. Un arbitro andrà a dire sicuramente che il canestro è valido, rettificando la decisione dell'arbitro che ha fissato il fallo, che invece l'aveva annullato. Andiamo a vedere. L'impressione è che il canestro alla fine venga convalidato. Si tratta di capire semplicemente se la palla fosse stata appoggiata o meno al tabellone prima del fallo da parte di Stroz. Vediamo un po' la decisione degli arbitri. No, 2 tiri liberi accordati a Imola. Evidentemente il fallo è stato reputato prima che la palla toccasse il tabellone. Riccardo? Mi permetto di dire che se il fallo era commesso prima del tiro è un fallo antisportivo. È la classica situazione di un giocatore lanciato verso il canestro con l'ultimo che fa fallo, quindi è un errore doppio, credo. Poi probabilmente la stoppata è stata considerata valida, che potrebbe essere la terza interpretazione, quella più logica, però come hai detto tu, dalla spiegazione che l'arbitro sembrava dare a Ticchi, il discorso era quello del rilascio della palla. Busciati mette comunque il primo, proverà a mettere d'accordo tutto Franco Busciati, che è arrivato a quota 6-7 per lui. Imola ritorna avanti 27-26. Certo, considerando quanto poco ha fatto vedere Imola, soprattutto nel secondo quarto, appena 7 punti segnati in 5 minuti, è già un miracolo che sia avanti di 1, 27-26. E il tutto ancora senza gli americani in campo. Un americano ce l'ha in panchina Tortona, l'altro invece in campo. Si tratta di Ramon Galloway, va a sbagliare tanti errori dal campo per il numero 55. Imola ancora una volta si fa scippare il pallone sotto il proprio canestro. Altro possesso per Tortona, che avrà tirato almeno 10 volte in più a Imola. Riceve Tavernari, l'ottimo pallone sotto per Stroz. Il fallo deciso ad opera di Bartolucci, manderà Ilonetta. Il numero 13 Rafael Stroz, pivot del 93, 205 cm di Milano, cresciuto ad Alessandria ma di proprietà del pallacanestro melegnano al momento del passaggio in DNB in quel di Tortona. Fa 0 su 2 Stroz e forse invade anche prima di conquistare il rimbalzo. Ricordiamo che il giocatore, quando effettua un tiro libero, non può oltrepassare la linea prima che la palla abbia colpito il ferro. Poi alla fine gli arbitri in qualche modo sostengono che abbia commesso un fallo in attacco Tortona. Insomma, Riccardo, qualche decisione degli arbitri non propriamente convinta. Ticchi che protesta un po' troppo, insomma poca lucidità in campo. Sì, poca lucidità in campo, tra l'altro, ripeto, sempre un quintetto senza americani. Manca un 4-26 alla fine del secondo quarto. Henderson sta per avvicinarsi 10 minuti in panchina. Sono scelte che sicuramente Ticchi poi in conferenza stampa dovrà spiegare, perché gli americani contano troppo in questa lega. Preti ha fatto qualche minuto che ha portato probabilmente un po' di ossigeno a Perry, però adesso credo che anche i due americani entrambi fisicamente
stanno dando segni di diciamo sconforto, cioè stanno segnando fisicamente la loro presenza in panchina, ma Ticchi non li guarda. Ultimo avvertimento ufficiale, quello per Giampiero Ticchi, è stato abbastanza chiaro l'arbitro capo Enrico Boscolo. 4:19, 27-26, parziale di 7-5 nel secondo quarto, obiettivamente inguardabile. È da un bel po' di minuti che le squadre non riescono a tirare una conclusione chiara, e tra l'altro anche l'intensità del gioco sta aumentando. Si arrabbiano tanto i tifosi, si arrabbia anche Busciati, c'è una rimessa davanti alla nostra postazione. Gli arbitri hanno chiesto a Busciati di non esagerare nell'evidenziare i contatti, piove anche della carta dagli spalti e Busciati sbaglia l'assist per Hassan. Squadre in bambola, è il momento di Jesse Perry. Imola obiettivamente non può fare a meno dei suoi americani, inspiegabilmente Anderson però rimane in panchina, e questa è un po' la domanda che ci stiamo facendo un pochino tutti. Esce Preti, rientra in campo Jesse Perry. È più di 10 minuti che Anderson è in panchina, cominciamo anche a ipotizzare che possa essere un problema fisico quello che costringe in panchina Carvel Anderson. A 4 minuti dalla fine Valenti si avvicina contro Bartolucci, la conclusione a segno da parte di Rudy Valenti. L'ala forte di Fabriano, classe 1980, l'anno scorso a Lucca in Silver ha perso la finale playoff però a Capodorlando, perché in corso della stagione è andato a vestire i colori della squadra siciliana, allenata lo scorso anno da Gianmarco Pozzeco. Eccolo qua, Anderson va a sedersi sul cubo dei cambi, attenzione alla tripla di Venuto che gira sul ferro ed esce, rimbalzo Perry. 3:19, Tortona nel frattempo è passata avanti sul 28-27. Hassan vuole Perry, non riceve, si va allora da Patrizio Prato, marcato da Tavernari. Ecco Hassan, la tripla di Hassan, ci pensa lui con un'altra conclusione, a provare a togliere le castagne dal fuoco. Certo è che se arrivano due triple sui 10 punti di squadra del quarto per Imola, 6 sono due triple di Hassan in 7 minuti, significa che c'è qualcosa che effettivamente non va nell'attacco Imola, che comunque è avanti 30-28. 10 punti di Perry, 6 di Hassan, 7 di Busciati per Imola. Dall'altra parte 9 di Rotondo, 6 di Simoncelli e 4 di Valenti. Abbiamo detto l'altro ex di turno è proprio Rodolfo Valenti, giocatore nativo di Fabriano che ha cominciato nel settore giovanile di Montegranaro, dove ha debuttato nel 2001-2002 in Lega 2, poi 100 Fabriano Soresina con una promozione dalla B1 alla Lega 2, Cantù in A1, Soresina con promozione, Casal Pusterlengo Reggio Emilia in 2 stagioni, di cui è stato anche il capitano della storica promozione, e poi l'esperienza Imola nel 2012-2013 in Lega 2 con 11 punti e 7 ribalzi in 25 minuti di gioco. L'anno scorso, come detto, ha cominciato a Lucca in Silver, poi ha terminato a Capodorlando con 18 partite a 3,5 punti di media. Questo è Rodolfo Valenti in campo col numero 44, il tatuatissimo giocatore di Tortona che tra l'altro a 3 minuti si occupa ora della rimessa da fondo. Dopo la tripla di Hassan, Imola è con Anderson di nuovo tornato in campo finalmente, assieme a Prato, Hassan, Perry e Bartolucci. Risponde la squadra ospite con Simoncelli, Venuti, Rotondo, Valenti e con il numero 45 Jonathan Tavernari. Senza americani ora è la squadra di Tortona.
con il fallo subito da Jesse Perry. Che regala 2 tiri liberi proprio a Rudy Valenti. L'impressione è che sarà una partita che viaggerà sui ritmi dell'equilibrio per tutti i 40 minuti, perché non mi sembra che ci possa essere una squadra in grado di operare un break, almeno in questo momento. Valenti, mano non felice della lunetta in tutta la carriera, vediamo un po' se si conferma questa sera. Viaggia attorno al 60% dalla linea, dunque un teorico 1 su 2 per il fabrianese, che infatti sbaglia il secondo rimbalzo conquistato da Perry, che tra l'altro è il miglior rimbalzista della squadra imolese con 9,5 dalla ciatta di scarpe. Registriamo il quinto punto di Valenti con Imola che è avanti di 1, 30-29. Prato sbaglia ancora, molto falloso l'argentino questa sera, appena 2 punti per Patricio. Valenti in punta, 8 secondi per il tiro, perde la maniglia, la riconquista. Valenti serve Tavernari, difficile la sua conclusione. Altro rimbalzo di Perry. Evidenti però i limiti offensivi di entrambe le squadre. Ora è Tortona che si è fermata. Prato prova la conclusione pesante, altro errore di Prato, rimbalzo lungo conquistato proprio dal numero 12 Andrea Costa, che serve Perry. Perry sbaglia, rimbalzo di Perry. Mamma mia, quanti errori in questa partita. Dopo un buon avvio le squadre hanno completamente perso la bussola. In attacco Bartolucci per la tripla, segna Bartolucci. Insomma, Riccardo, una tripla di Bartolucci, 2 di Hassan. Tra i 13 punti di Imola nel quarto, 9 sono 3 triple dei giocatori che proprio non ti aspetti. Sì, l'Ernest è cambiata su delle giocate singole, tanto dall'altra parte va a sbagliare Rotondo. Chiaramente le scelte di Tighi credo siano state dettate dall'atteggiamento difensivo, non gli è andata bene qualcosa, intanto altra tripla di Bartolucci che segna. Ripeto, non gli è andata bene un certo tipo di atteggiamento, ha insistito sul quintetto, però sono un po' le percentuali aver cambiato la partita in questo momento. È stato Hassan e poi Bartolucci adesso con 2 tiri, Bartolucci che era sfinito però ha trovato la forza per mettere le 2 triple a dare un po' di vantaggio a Imola. Adesso su questo vantaggio e anche sui regali di Tortona, che ha concesso molto all'Andrea Costa, bisogna poi capitalizzare nella seconda parte di gara. 6 punti in fila del pesarese Andrea Bartolucci alla pivot di 204 cm, il trentenne cresciuto nel vivaio della Scavolini Pesaro. Anche lui, come Demis Cavina, ha cominciato nel settore giovanile, anzi nella prima squadra di Castel San Pietro in B2, poi Pesaro, Rovereto, Novellara, Trieste, Fossombrone, poi l'esperienza a Pesaro in A1, Empoli, Ostuni e il ritorno sempre in A1 a Pesaro con la salvezza conquistata nelle ultime giornate di campionato per la squadra marchigiana, dove comunque Bartolucci ha giocato poco nella massima serie. E allora giusto scendere di 2 categorie per provare a vestire i panni del protagonista qui a Imola, dove il pubblico si fa sentire tutti in piedi alla Palaruggi. Imola che in un amen dal 28-29 ha messo un 8-0 di parziale, culminato proprio con le triple di Andrea Bartolucci. 36-29 a 72 secondi dalla fine del primo tempo, proprio mentre il sottoscritto parlava di una impossibilità di entrambe le squadre di scavare il solco, è arrivato il +7 Imola, che rappresenta anche il massimo vantaggio, che va assolutamente difeso quantomeno prima dell'intervallo per poter andare negli spogliatoi con una dote che comincia già a farsi importante, anche perché il punteggio non è di quelli altissimi. È rientrato in campo Galloway, pallone nelle mani di Valenti, si avvicina contro di lui Perry, arriva il raddoppio di marcatura, il gancione tipico di Valenti che però gli esce. Imola palla in mano a 45 secondi. Hassan per Perry, grande assist, Perry di mano sinistra. Torna a segnare Jesse Perry, protagonista di una buona prova anche in quella di Ferrara. 38-29, spinge Imola, 9 di vantaggio. E Tortona perde ancora palla, è il momento di spingere per Imola, contropiede 3 contro 2, pallone nelle mani di Bartolucci che però non riceve e regala l'ultimo pallone nelle mani di Tortona. Imola spreca la possibilità di andare anche a +11 e ora Tortona invece può
andare negli spogliatoi con un divario sicuramente più basso. Vediamo un po', tra l'altro Imola non è in bonus, potrebbe anche spendere un fallo, questa è l'impressione. Pallone sotto per Rotondo che segna proprio allo scadere. Insomma, Imola alla fine va al riposo lungo sul 38-31, avanti di 7. Comunque sia, Riccardo, per quello che si è visto in campo è un vantaggio che insomma è anche maggiore rispetto a quello che ha fatto Imola in campo, quantomeno per 15 minuti. Sicuramente direi che Imola può andare negli spogliatoi leccandosi i gomiti, perché se in quei quasi 10 minuti di partita in cui sono rimasti a sedere prima Henderson e poi Perry, Tortona avesse fatto canestro, staremo parlando di un altro punteggio. Ci risentiamo fra poco per la ripresa. In campo per il secondo tempo di Imola-Tortona, gara valevole per la quarta giornata del campionato di A2 Silver, 38-31 il vantaggio imolese all'intervallo, con il break scavato negli ultimi 4 minuti del secondo quarto con 2 triple da parte di Andrea Bartolucci. Abbiamo qui sotto gli scout del primo tempo: 8 su 18 da 2 per Imola, che però ha 6 su 12 da 3, 50%. Molto peggio invece di squadra a livello di conclusioni per Tortona, che ha 13 su 30 da 2 e 1 su 7 da 3 punti, condito da un 2 su 6 ai liberi che grida vendetta. Lo scout parla di parità in fatto a rimbalzi, 18 pari, anche se i rimbalzi offensivi di Tortona ci sembravano essere un po' di più dei 7 invece a referto. Insomma, le statistiche dicono, Riccardo, che ci siano soprattutto i tiri da 3 punti fino a questo momento ad aver scavato il solco di 7 punti di fatto, 6 per Imola e una sola per Tortona. Sì, anche perché Tortona ha sbagliato, ripeto, 3-4 tiri aperti quando aveva l'inerzia in mano e poteva prendere un po' di vantaggio e mettere in difficoltà Imola. Imola ha la forza di insistere con quello che potremmo definire oggi un non gioco, però ha trovato la classe di Hassan e anche la gara di Bartolucci che l'ha tirata fuori un po' dalle pesche, e ora, ripeto, credo sia il momento di alzare la qualità del basket e provare a allungare. Quintetto ideale, nel senso starting 5 per Imola con De Nicolao, Maganza, Anderson, Perry e Prato. Seguiamo intanto questa azione con 9 secondi per il tiro. De Nicolao vuole Perry che attacca il diretto avversario, cioè Paolo Rotondo. Serve Maganza, che si è visto poco nel primo tempo. Maganza ne mette 2 ad aprire il quarto. Risponde la squadra ospite del Dertona Tortona con Simoncelli, Tavernari assieme a Crockett, Galloway e Rotondo. Buon giro palla, tripla Tavernari e lunga, rimbalzo in cielo da parte di Jeffrey Crockett, l'assist ad indirizzo di Jonathan Tavernari che arriva a quota 6. Si è visto pochissimo in campo, appena 3 minuti Jeffrey e Crockett, che non ha tirato dal campo, dunque ovviamente non ha segnato ma ha commesso 3 penalità. Henderson la mantiene viva danzando sulla linea di metà campo, poi riceve, rifiuta la tripla, Henderson si alza da 2 punti. Gran canestro da parte di Carvel Anderson. A ristabilire le distanze, passi nel frattempo da parte di Jeffrey Crockett, giocatore di cui abbiamo parlato pochissimo, uscito l'anno scorso da Texas Tech University, un college di altissimo livello. Tra l'altro è uno dei 5 giocatori nella storia dell'Ateneo ad essere uscito con almeno 1000 punti, 600 rimbalzi, 100 assist e 100 palle recuperate. Ha chiuso l'ultimo anno con 14 punti di media e 7 rimbalzi. 42-33 dice il tabellone, vantaggio Imola, che ora segna con un gran canestro da parte di Francesco De Nicolao, che mette i suoi primi 2 dell'incontro. Massimo vantaggio Imola sul 44-33. Riccardo, l'avevano aperta le triple da parte di Hassan e Bartolucci, che ora sono in panchina. Hanno segnato per Imola 6 punti, 3 giocatori diversi. E sono quei 3 giocatori che Ticchi credo abbia tenuto anche in panchina per dargli un po' un messaggio, cioè erano partiti male in difesa, sono stati
a guardare per tutto il secondo quarto Maganza, per buona parte Henderson e per buona parte De Nicolao, e adesso sono usciti con un'altra faccia dagli spogliatoi, quindi come prima magari abbiamo criticato alcune scelte di Ticchi, è anche giusto dire che in questo caso hanno pagato, sempre ricordando, ripeto, che un po' i regali degli avversari in quel secondo quarto hanno favorito Imola. Eh sì, De Nicolao, Maganza e Anderson avevano giocato 25 minuti complessivamente nel primo tempo, nei primi 20 minuti, segnando appena 5 punti in 3, ne hanno già segnati 6 in 2 minuti scarsi. Il 44-33 evidenzia come Imola abbia scavato il break, affidandosi più che mai a tante conclusioni di squadra. Imola che ha segnato con 8 giocatori diversi, con punteggi molto ben distribuiti: 12 di Perry, 7 di Busciati, 6 di Bartolucci e di Hassan, 5 di Anderson, 4 di Maganza, 2 a testa per Prato e De Nicolao. E a tutto questo effettivamente aggiungiamo che Prato ha segnato appena 2 punti e Anderson, con le due di prima, è arrivato a quota 5, ancora molto poco per i due, ma ora Anderson si libera e tira, questa volta la conclusione è errata, poteva essere il più 13 Imola. Servito Galloway, che ha fatto molto poco per la sua squadra, così come Crockett, e invece ha fatto tantissimo Paolo Rotondo, giocatore siracusano che si sta rivelando un fattore, è il miglior marcatore dell'incontro a quota 13, il lungo di 205 cm, appunto nativo di Siracusa. Raddoppiato triplicato Perry, che poi si arrampica, un altro canestro dalla tecnica non propriamente sopraffina per Jesse Perry, il numero 33 di Imola, direi la più piacevole novità per questa stagione. Libero Tavernari che spara la tripla, sbaglia, rimbalzo conquistato da Francesco De Nicolai che va in contropiede, si butta, il pallone viene sporcato dalla difesa. È sintomatico però come in quasi tutti i contropiede Imola non riesce a concretizzare con soluzioni in attacco spesso rivedibili, come è successo proprio alla fine del secondo quarto e come è successo anche in questo caso, con un contropiede che poteva essere gestito in maniera sicuramente migliore. In questo caso De Nicolao deve sicuramente migliorare molto nella gestione dei contropiedi, delle situazioni in superiorità numerica. Eccolo De Nicolao, scambia con Perry, ancora De Nicolao, mantiene vivo il palleggio, serve fuori il pallone per Anderson che rifiuta la tripla e 3 secondi per il tiro. Perry si fa male. Cosa è successo? Perché abbia appoggiato male il piede e sentito una fitta. Eh sì, ha appoggiato male l'arto sinistro, arriva proprio davanti alla nostra postazione e viene subito massaggiato. Si tratta del piede sinistro, preso evidentemente un pestone oppure ha messo male il piede. Cerchiamo di capire un po' dal body language. Un secondo intanto per il tiro di Imola, vediamo un po', riceve Bartolucci che alla fine va con un gancio anche apprezzabile, ma il pallone gli esce. 46-35, 9 di vantaggio Imola, difende forte Maganza su Crockett, troppo forte però, arriva il fallo del giocatore udinese. Fallo per il numero 11, Marco Maganza, primo fallo. Proprio Crockett che tira da libero, sbaglia, prende solamente il primo ferro. De Nicolao questa volta ragiona, serve Bartolucci. Intanto non so se Riccardo hai capito qualcosa dell'infortunio del giocatore americano di Imola. Ha male al piede destro, quindi credo che Rotondo gli sia caduto con tutto il peso del corpo su quel piede lì. Adesso il massaggiatore sta provando un po' a risolvere la situazione, però Perry ha provato 2 o 3 volte a alzarsi in piedi e sente dolore. Le smorfie continuano, quindi bisogna vedere. In questo momento l'idea è che faccia fatica a tornare in campo, però è presto forse ancora per emettere giudizio. Una botta, un pestone sul piede sembra essere il motivo dell'infortunio di Jesse Perry, che effettivamente continua a scuotere la testa, imprecare e
a evidenziare con smorfie il suo dolore. Nel frattempo 2 tiri liberi per Marco Maganza, il giocatore che la prossima domenica vivrà la classica domenica dell'ex, perché Imola giocherà sul parquet di Matera, dove Maganza appunto proviene dall'anno scorso. 13 minuti con 5 rimbalzi e 5 punti a partita. Maganza fa doppietta dalla linea e spinge Imola sul 48-35 più 13, che rappresenta il massimo vantaggio. Sesto punto di Maganza, il quarto in questo periodo. Arresta il pallone Galloway, le cui doti offensive non siamo riusciti a vedere in questa partita. Buon per Imola e Anderson va di là coast to coast. Canestro non valido, perché gli arbitri hanno visto che cosa? Un fallo in attacco. Peccato, Riccardo, perché il giocatore americano di Imola aveva realizzato un gran canestro. Era un canestro forse anche valido, io non ho capito cosa hanno fischiato, quindi questa volta sono rimasto indietro di una decisione arbitrale. Certo che adesso penso anche per te che la preoccupazione maggiore sia capire come sta Perry, che per fare tutto il resto della partita senza Perry potrebbe essere un problema per Imola. Peccato per quell'azione che era stata ben gestita da Anderson anche dopo un bel recupero difensivo. Per la seconda volta il gancio di Valenti risulta scentrato, l'impressione che abbia proprio perso la maniglia, come si dice in questi casi. Nel frattempo Perry continua a evidenziare dolore. 48-35, 5 minuti e 35, rimaniamo sul campo con Imola che va con De Nicolao, Maganza, Anderson, Bartolucci e Prato. La squadra ospite con Simoncelli, Venuti, Galloway, Crockett e Rudy Valenti. A 5-31 Imola 13 di vantaggio, può gestire un po' la situazione simile a quella che abbiamo visto domenica scorsa in casa contro Piacenza, con Imola chiamata a difendere una decina di punti di vantaggio. Maganza apre fuori per De Nicolao, la tripla che può spaccare la partita, l'errore, rimbalzo in cielo conquistato da Bartolucci. Gran canestro da parte di Andrea, 8 per lui. Imola vola sul 50-35, parziale di 12-4 in 5 minuti di quarto, con Imola che sta difendendo benissimo, speculando sulle problematiche offensive di Tortona, che ora va con Galloway. Fuori per Simoncelli, la tripla, questa volta a segno. Pensate, è appena la seconda tripla dell'incontro per la squadra dei Leoni di Tortona, come effettivamente rappresenta lo slogan della squadra alessandrina. Anderson per la tripla, a rispondere la conclusione di Simoncelli. Gli esce De Nicolao, spende un fallo in transizione a bloccare l'incursione di Alexander Simoncelli. Play nativo di Bussolengo Verona, cresciuto nel settore giovanile proprio di Casal Pusterlengo, con cui ha giocato per ben 8 stagioni dal 2003 al 2011, conquistando 2 Coppa Italia di A dilettanti nel 2007 e nel 2009. Dall'altro ha fatto parte della nazionale LNP Under 22 nell'estate 2008 e della nazionale universitaria Giochi di Belgrado del 2009. Il giocatore di 28 anni. Qui l'ultimo tocco sembra di Valenti, vediamo un po' gli arbitri cosa dicono. Rettificano. Ultimo tocco proprio del giocatore con la maglia numero 44. Stop, è di Ferrara questo qui, Qui è un ferrarese, adesso te lo dico. 50-38, altra palla persa di Nicolao, che proprio non ha queste caratteristiche offensive di gioco in transizione, e insomma Ticchi ne ha vista abbastanza, arriverà il cambio punitivo per un De Nicolao che fatica in queste situazioni di superiorità numerica. Sì, e poi sinceramente incomprensibile, perché l'accelerazione ce l'ha, arriva fino nell'area avversaria e poi dopo lì sembra quasi cercare una giocata a caso sperando che la sorte gliela guidi, però così non può essere, deve finire quello che inizia. Adesso giustamente è arrivato il cambio da parte di Ticchi che ha tolto De Nicolao e ha rimesso Busciati.
Solito 1 su 2 per Rudy Valenti, che arriva a 6 punti. Arriva Nissim, fuori Bartolucci e non Prato. Riccardo su Perry? Continua a toccarsi il piede, adesso si è tolta anche le scarpe, il calzettino e la fasciatura. Sinceramente vedo difficile il rientro, poi manca ancora tanto, vediamo se rischierà. Però sente dolore perché le smorfie sono continue non appena il fisioterapista glielo tocca. Intanto arriva un canestro clamoroso da parte di Carvel Anderson, chiamato a prendersi sulle spalle un po' le responsabilità della squadra. 52-39, da 2 punti se va al tiro di Tavernari, che continua a sbagliare tutto quello che si può sbagliare. Buon per Imola, che l'italo-brasiliano continua a essere centrato per quanto riguarda la sua mira. 52-39, Imola comunque 13 di vantaggio. Prato, l'attimo assist per Marco Maganza. Ristabilisce le distanze la squadra imolese. 54-39. Tutto questo senza Perry, con Bartolucci in panchina. Però è rientrato in campo Busciati. Ci prova Galloway da 3 punti. Altro errore in 2 rimbalzo per Imola. La conquista Maganza. Certo che ci aspettavamo di più dalla coppia Crockett-Galloway. Texano il primo, di Miami il secondo, nativo della Florida, appunto. 54-39, Cavina vuole parlarci su 2,57. Difficile pensare, Riccardo, che la Tortona vista fin qui possa svoltare e recuperare 15 di svantaggio. Questo è sicuro, anche perché Imola, bisogna riconoscere, è stata brava dopo l'intervallo, ha cambiato faccia in difesa, ha iniziato ad aggredire gli esterni ospiti e la squadra di Cavina alla fine è uscita un po' dalla partita forzando tanti tiri, accontentandosi di quelli che Imola gli ha lasciato. Quindi l'inerzia adesso anche a livello tecnico è girato, bisogna insistere, magari a questo punto cercare anche di non avere bisogno di Perry, che comunque vediamo col ghiaccio sul piede. Speriamo che non sia qualcosa di grave a questo punto, perché per oggi credo che per rivederlo in campo sia difficile. Intanto arriva l'applauso del pubblico del Palarucci a incitare la squadra. Imola che ne ha perse 2 fino a questo momento, ma rimanendo in partita sempre. A Legnano e a Ferrara. In casa ha fatto bene contro Piacenza, sta facendo molto bene fin qui. Direi che per quanto visto finora, anche se Imola poi ha affrontato 3 neopromosse di fatto, 2 neopromosse e una ripescata, insomma ci possa stare tranquillamente la squadra dell'Andrea Costa in questo campionato, per quanto, ripeto, visto finora, e per quanto Imola abbia avuto fino a questo momento un calendario non impossibile. Però prima aspettiamo di vedere come andrà a finire questo match. Hassan perde palla a 2,47, 54-39. Allora Anderson è suvenuto, Galloway la tripla, a segno questa volta Ramon Galloway. 5 punti che sono poi i 5 segnate dalla coppia americana del Dertona-Tortona, perché Crockett è a quota 0 anche se rimane in campo. Altra palla persa Imola, timeout evidentemente benefico per Demis Cavina. Crockett prova a iscriversi al tabellone dei marcatori, esce una stoppata di Maganza che prende palla, ma anche la mano da parte di Jeffrey Crockett, giocatore molto versatile, capace di giocare sia dalla piccola che dalla grande. C'è anche una curiosità su di lui, pur essendo molto giovane, classe 91, è già molto impegnato nel sociale, con una fondazione che ha come obiettivo quello di permettere a giovani meno fortunati di poter frequentare una scuola, fornendogli tutto quello che gli può servire. Questo è Jeffrey Crockett, giocatore che andrà in lunetta, giocatore che è il primo americano nella storia di Tortona, che ha vinto lo spareggio contro Legnano, come ripetuto poc'anzi, nella Final Four di promozione in quel di Cervia. Squadra che ricorda un po', per quel che riguarda il proprio campo di gioco, quello che è successo a Imola per almeno 15 anni, cioè
una trasferta in una città distante 15 km, Tortona che è in provincia di Alessandria ma che gioca le proprie partite interne a Voghera, una città che è in provincia di Pavia, perché il palazzetto locale non ha i requisiti per ospitare gare di Silver. Ricordiamo anche che il Derthona è arrivato qui con 2 giocatori infortunati e quindi indisponibili, Riccardo Riva, il giovane classe 96, e soprattutto il capitano classe 85, Leone Gioria, entrambi fuori da questa partita, ma in generale la squadra della Tortona ha avuto un inizio di campionato molto difficile che ha poi fatto da specchio a quello successo in preparazione, con Demi Scavina che ha faticato spesso e volentieri ad avere 8 giocatori disponibili per poter provare a fare almeno un 4 contro 4 in allenamento. Questo perché tanti si sono fermati nel corso del precampionato. Rotondo per distorsione alla caviglia, Venuto per infiammazione al termine d'Achille, Stroff per contusione al ginocchio, Valenti per una botta alla coscia, e ora non ultimi Gioria e Riva. Arriva il primo punto da parte di Jeffrey Crockett, che si iscrive al tabellino dei marcatori dopo 28 minuti di gioco. Riccardo, direi Tortona può rientrare se i 2 americani si mettono a lavorare. Troppo poco i 6 punti segnati in 2 in 28 minuti. Sì, sicuramente la partita è ancora aperta, anche perché Imola comunque difficilmente arriverà Perry, quindi bisogna ritrovare un po' quella fluidità che nelle ultime azioni si è persa. Ha aumentato l'intensità difensiva Tortona, vero, però Imola ogni tanto smette di giocare. È nel processo di crescita, credo, di questa squadra, legata anche all'utilizzo del triangolo, però non lascia tranquilli, insomma, il vantaggio di 11 punti proprio per questa ragione. 2 liberi per la Guardia di Tirana, formatosi alla Stella Azzurra Roma assieme a Bargnani. L'anno scorso a Brescia Franco Bucciati in Lega 2, 18 minuti a partita con 6,7 punti di media. Ricordiamo ancora che la sua esperienza a Imola per 4 mesi nel 2010 culminò con 2,7 punti in 13 minuti. Dunque seconda esperienza imolese per Franco Bucciati, il cui ruolo è ancora più importante in seno all'Acet. Fanno respirare questi 2 liberi per Imola, 56 a 43 a 95 secondi dalla fine del terzo quarto. Ci avviciniamo dunque nella fase caldissima di gioco e Imola lo fa con una buona dote di vantaggio, 13 punti. Secondo fallo intanto di Carvel Anderson, e Imola, essendo in bonus, permette a Galloway un viaggio in lunetta. Ramon Galloway, abbiamo detto, ha chiuso la carriera universitaria alla Salle 2 anni fa con un'annata da senior da 17 punti a partita, il 40% da 3, conclusosi con l'approdo nelle prime 16 del torneo in Serie A. Poi l'anno scorso la prima annata in Europa, prima in Bosnia a Ligokea e poi a Francoforte nella Serie A1 tedesca. 24 partite, 10 punti di media per Ramon Galloway, chiamato per sostituire Christopher Polk, infortunatosi. 6 punti per Galloway, canestro nel frattempo per Marco Maganza. Più 14 Imola sul 58 a 44. Maganza, che nel primo tempo aveva giocato appena 6 minuti perché il suo atteggiamento non era piaciuto a coach Ticchi, ma Maganza ha risposto alla grande, già 8 punti nel quarto. E sono tanti i giocatori di Tortona che non sono pervenuti in questa sfida. Solo 3 punti pervenuto, 1 solo per Crockett, 6 di Tavernari e appena 6 per Galloway. D'altra parte 44 punti segnati, 29 minuti la dicono lunga su come le percentuali di tiro per Tortona siano scarsissime. La perde Galloway, è lui l'ultimo ad aver toccato. Poi lui si lamenta per il fallo, Imola si lamenta perché pensava che l'ultimo tocco fosse dell'americano. Sono 7 secondi per il tiro. Va Simoncelli, apre, il grande recupero solo accennato da parte di Prato, che poi libera per la tripla venuta. L'errore
Allora, non è partito, si è riazzerato il cronometro dei 24, ma è inspiegabile dal momento che la palla ha colpito il ferro. Vediamo un po'. Sì, si resetterà a 24 perché è evidente come la tripla abbia colpito il ferro. Infatti l'arbitro capo arriva a parlare col tavolo, la tripla di Venuto ha scheggiato il ferro. E dunque si resettano i 14 secondi, non 24, ma 14 secondi in base alla nuova regola che vede sul rimbalzo offensivo non più 24 ma 14 secondi. La regola introdotta quest'anno e che ci trova assolutamente d'accordo per velocizzare ancora di più il gioco. 5-8-4-4, 43 secondi. Va Galloway che con una magia evita l'infrazione di passi, arma il braccio di Simoncelli. Maganza, gran rimbalzo conquistato. Fallo di Tavernari, se non ho visto male. No, fallo di Crockett. Quarto fallo di Jeffrey Crockett. 2 tiri liberi per Marco Maganza. Ah no, quinto di Crockett. Quinto di Crockett. E va in panchina con un punto segnato. Prova impalpabile di Jeffrey Crockett, che di fatto non è mai entrato in partita. Quinto fallo commesso ancora prima della fine del 30° minuto. Avrà giocato sì e no 12 minuti complessivi. Maganza nel frattempo continua a fare benissimo in questo quarto e in generale in questo campionato, quantomeno per quel che riguarda le gare interne. Il giocatore nativo di Gemona del Friuli sbaglia però il secondo, si ferma a quota 11 punti segnati, di cui 9 nel quarto. Imola di nuovo al massimo vantaggio sul 59-44. Ci sarà un'azione per parte. Simoncelli scambia con Tavernari, sempre fuori dall'arco dei 6,75. Esce Galloway, riceve marcato da Anderson. Galloway viene raddoppiato, vede in angolo la tripla di Venuto, sbaglia ancora Venuto. 5 secondi, Imola può andare per mettere ancora un punto esclamativo in questa partita. La tripla di Anderson e sbaglia però, ma va bene così. 59 Imola, 44 Tortona, più 15, punteggio basso. Riccardo, diciamolo piano, ma la gara ha preso una chiara via. Non è a livello tecnico cambiato granché negli ultimi 3-4 minuti. Imola sta continuando a difendere, questa è la garanzia migliore per gli ultimi 10 minuti di partita. Maganza, se non sbaglio, ha fatto un quarto da 9 punti, credo anche tanti rimbalzi. I messaggi che ha lanciato Ticchi sono stati colti dai giocatori e questo è molto importante. Poi non nascondo che adesso il pubblico stesso sta guardando con apprensione l'angolo dove è seduto Perry, perché il giocatore continua a provare dolore al piede. Bisognerà poi capire nei prossimi giorni cosa si è fatto, che la sensazione è che non abbia neanche bene lui capito come possa essersi fatto così male. Il giocatore di Tortona gli è caduto sul piede. Speriamo, ripeto, che non ci sia nulla di grave a livello di frattura, perché comunque in quella parte del piede ci sono anche delle ossa e bisognerà capire magari con qualche esame nei prossimi 2 o 3 giorni com'è la situazione per lui. 14 di Perry, 11 di Maganza, 8 a testa di Barciolucci e Busciati, 7 di Anderson, 6 di Hassan, 2 a testa per Di Nicolao e Prato per Imola, che dunque ha mandato a segno 8 giocatori. Imola che rientra in campo con Patrizio Prato, Carvel Anderson, Andrea Bartolucci, Norman Hassan e Franco Busciati. Invece Cavina spedisce sul parquet Tavernari, Galloway, Venuto, Simoncelli e con il numero 4 Paolo Rotondo. Va detto che Cavina di fatto ha una panchina infarcita di giovani con Carosi, Tava
e Stroz, dunque debba giocare con 7 giocatori. L'anticipo di Prato la mantiene comunque viva Tavernari. Ha cominciato il quarto Tortona, che se vuole provare a recuperare deve provare a farlo subito, perché il tempo comincia a scarseggiare. 10 minuti al termine, scarsi, e Imola ha già la palla in mano sul più 15. Importante come sempre anche la differenza canestri, perché queste due squadre lottano per non retrocedere in base a quelle che sono state le dichiarazioni della vigilia, anche se pensiamo che Imola abbia qualcosa in più sia rispetto a Piacenza sia rispetto a questa Dertona-Tortona, ma tant'è, poi le cose nel corso del campionato potranno cambiare con innesti e altre cose. La perde Tortona, Bartolucci è già di là e sbaglia, recupera il rimbalzo, sbaglia, recupera ancora il rimbalzo Imola con Busciati. Fare ordine ora, Busciati serve il pallone nelle mani di Hassan, altra tripla, altro giro, altro regalo per Norman Hassan. 3 su 3 da 3 punti, 6-2, 4-4, vola Imola con ottime percentuali da 3 punti, quelle che invece sono mancate a Tortona questa sera, ma segna ancora Paolo Rotondo sull'assist di Venuto, 15 per lui. Grande assist nel frattempo di Busciati, che scarta ancora per i compagni. Bartolucci si palleggia sul piede, il recupero quasi da parte di Busciati, che perfeziona però la transizione da parte della squadra alessandrina, con Rotondo che sbaglia questa volta. Recupera Bartolucci con calma, 6-2, 4-6. Va per linee esterne, poi accelera Prato con la tripla che non ci sta. Direi Riccardo Prato è una delle note negative di questa sera per Imola, forse l'unica. Sì, fatica a trovare almeno il suo posto in attacco, poi le percentuali da 3 possono cambiare tanto, l'hanno cambiato per Bartolucci e Hassan, e quando comincerà a fare canestro magari cambieranno anche la partita di Prato, però in questo momento il giocatore è un po' in difficoltà, si rende utile con tante altre cose, per questo gioca, ma quando arriverà anche il suo momento in attacco forse Imola può fare il salto di qualità. 7 minuti e 25, 14 ne mantiene di vantaggio Imola di punti, e va dentro e si avventura Bartolucci, premiato dal canestro. Premiato dal canestro Andrea Bartolucci. Va fuori Prato perché Ticchi lo vuole in panchina, rientra in campo De Nicolau. 6-4-4-8 a 7 minuti e 10, con Tortona che va con il solito Rotondo, che fa qui tutto il contrario di tutto, 6 punti in fila per il siracusano, poi rischia di perderla ancora De Nicolau, rientrato in campo al posto di Patrizio Prato. Ecco Bartolucci, si prende una tripla stoppata, però no, arriva il fallo chiamato con colpevole ritardo, fallo di Jonathan Tavernari, che regalerà, se non vado errato, 3 tiri liberi ad Andrea Bartolucci. Tavernari è nato in Brasile nell'87, naturalizzato italiano, perché si è trasferito poi negli Stati Uniti nel 2005 giocando in high school e nell'università. È arrivato in Italia a Biella, dove non ha giocato nella prima stagione per motivi burocratici, ha giocato nel 2011-2012 per la prima volta. Poi per lui esperienze in Lega 2 a Pistoia e Scafati, l'anno scorso è tornato in Brasile. Intanto 3 su 3 per Andrea Bartolucci, 13 punti per lui, 67 a 50, 6 minuti e 38 secondi. La partita che aveva viaggiato sui binari dell'equilibrio
per almeno 17 minuti del primo quarto, è letteralmente girata su un break finale di Imola, che è andata all'intervallo sul +7, poi è riuscita a scavare il solco nel terzo quarto, esattamente come è successo 7 giorni fa in casa contro Piacenza. Libero Henderson, a segno. Henderson arriva a quota 10. Riccardo però non sembra una squadra di Demis Cavina, quantomeno per quel che riguarda la difesa. Beh, alla fine Imola secondo me ha qualcosa in più rispetto a questa squadra, grazie a Busciati, che è il giocatore che dà solidità a tutto tondo. Poi è vero che Tortona la sua possibilità l'ha avuta nel secondo quarto, lì ha sprecato, ripeto, perché è una squadra che tira un po' meglio, che ci crede un po' di più in quel frangente, prende 10 punti di vantaggio. Adesso magari parleremo di un'altra partita. Lì Tortona ha regalato e Imola, quando è uscita agli spogliatoi, ha capito che il tempo dei suoi di regali era finito e ha cambiato marcia. 6-12 alla fine sul time out chiamato da Demis Cavina, che avrà il suo bel da fare in questa stagione per provare a far bene con una squadra che oggettivamente sembra molto corta e priva di punti nelle mani. Cavina che dopo tantissimi anni torna nella terza serie, da cui mancava di fatto dal 2009-2010, dal 1999-2000, scusate, dunque da 15 anni, in quel di Castelmaggiore, dove però le prospettive e le ambizioni della squadra del Vignami erano nettamente maggiori. In cielo Bartolucci per il rimbalzo, la tocca per Anderson. Ticchi fa un po' il matto in panchina perché fa vedere come deve essere il giusto atteggiamento in campo ai giocatori che in questo momento sono sul pino. Hassan apre fuori per Busciati, altra infrazione di passi per Franco Busciati. Anderson deve tirare, è inutile che lo taia. Ancora una palla recuperata da Bartolucci, perché la sfera va a finire sul piede di Rotondo. Grande atteggiamento difensivo, Riccardo, da parte di Andrea Bartolucci. Sì, Bartolucci ha cambiato veramente marcia già a Ferrara, dove ha giocato una partita che credevo al di sopra delle righe, forse anche al di sopra delle sue possibilità. Oggi mi ha smentito perché ne ha fatto un'altra altrettanto eccellente, fra l'altro con un inizio poco intenso. Adesso invece l'anima della difesa biancorossa, anche il giocatore che poi ha messo i 2 canestri nel secondo quarto che l'hanno spaccata veramente. Si arrampica Henderson, altro gran canestro da parte di Carvel, che zitto zitto arriva a 12, prendendosi tra l'altro pochissime responsabilità in attacco perché ha più gestito che concluso. Imola arriva a 72 punti segnati al 35esimo, è un attacco che gira molto molto bene quello di Imola. Ecco Galloway che spara dai 6,75, segna, ma non è nemmeno in doppia cifra Ramon Galloway. Ricordiamo che Tortona, oltre ad avere 2 giocatori infortunati, ha Crockett in panchina con 5 falli. La riceve Henderson. Imola deve ancora cominciare a imbastire l'azione d'attacco, lo schema chiamato da De Nicolao, la tripla provata da Henderson, un po' meno preciso questa sera, ma arriva al rimbalzo di Bartolucci. Imola ne ha 19 di vantaggio a 4 minuti e 30. Direi che la partita sia tranquillamente in ghiaccio. 2 secondi per il tiro, fallo subito da Franco Busciati. Altri 14 per l'Andrea Costa. Biancorossi a un passo dalla seconda vittoria consecutiva in casa. Era da una vita che non si verificava questo frangente. Grande azione nel frattempo. De Nicolao vede Busciati, 2 dialogano. Poi la cosa più difficile la fa sicuramente l'italo-albanese. Busciati arriva in doppia cifra, 4 minuti, 21 di vantaggio per Imola.
con Simoncelli che sbaglia ancora, Hassan per il rimbalzo. Applaudono i Vikings long d'adulto dietro di noi, ancora Busciati, tanta verve, dentro rischia lo sfondo, sbaglia, rimbalzo che alla fine plana nelle mani dei bianconeri ospiti del Dertona Tortona, targati Orsi. Con Demi Scavina che nonostante tutto ci crede e continua a ruotare i suoi e a dare preziosissimi consigli da una parte e dall'altra. Fuori Anderson tra gli applausi, rientra in campo Preti per questi ultimi minuti di gioco. Vuole la standing ovation Anderson, che poi come prima cosa va a dare il 5 a Jesse Perry. Bel giocatorino questo Carvel Anderson, ci piace tantissimo, così come ci piace anche Perry. Ecco, speriamo che per Jesse non sia nulla di grave, anche se insomma è rimasto spesso in panchina sofferente. Grande recupero nel frattempo da parte di Jacopo Preti, che cercherà i primi 2 punti di questo campionato. Questa sarà la mission per la squadra ora di Ticchi, che in attacco ne ha 21 di vantaggio. Busciati serve proprio Preti, che però non aggancia. E Riccardo, direi che possiamo già lanciarci nel commento che chiuderà questa partita, che Imola vince con una buona dote di vantaggio, anche se non succedono sconquassi da qui alla fine. Sì, 3 minuti sono da giocare, il campionato comunque è lungo, quindi la differenza canestri io non la dimenticherei con troppa superficialità. Già la prima gara l'ultima azione non fu gestita e avrebbe potuto ancora dare più vantaggio nella partita con Piacenza. Comunque Imola, ripeto, per me in questo campionato ci può stare bene, perché Busciati e Prato in questo campionato li hanno in pochi. Prato ancora non si vede, ma arriverà. Le scelte oggi di Ticchi di tenere in panchina a lungo quelli Ray di non difendere ha pagato, perché Anderson e la Gangster sono usciti dagli spogliatoi con un'altra faccia. Adesso credo che di qui a sabato, dalla partita che vedrà Imola protagonista a Matera, bisogna incrociare tutto per Perry, sperando di averlo a disposizione, e poi Imola andrà alla caccia della prima vittoria esterna. Quella vittoria che manca da 1 anno e 10 mesi, sfiorata nell'infrasettimanale di Ferrara, una prova gagliardissima quella degli uomini di Giampiero Ticchi. Purtroppo però la Mobite ha avuto la meglio negli ultimi frangenti dell'incontro, dove Imola si è presentata a più 9 a 3 minuti dalla fine e poi non ha più segnato fino all'ultima sirena. Imola che sarà impegnata domenica prossima dalla trasferta lunga in quel di Matera, una delle trasferte più lunghe della stagione, e poi giocherà in casa contro Scafati il 2 di novembre, domenica 2 novembre, in quello che è un po' una marcorda di sfide che furono valevoli per campionati sicuramente più importanti come la Lega 2 di qualche anno fa, e arriverà ancora una volta una neopromossa qui al Palarugi. Altra tripla di Norman Hassan, lui studia la tabellina del 3, 4 su 4 da 3, ha segnato solo dai 6,75 Hassan, e Imola dilaga 7-7-5-3 addirittura, tocca al massimo vantaggio a 1 minuto e 30 dalla fine l'Andrea Costa, che non era più 24 da almeno 16-17 mesi. Metti su Guazzalotti, ha chiesto Anderson se voleva andare su, gli ha detto che a me che a me. Metti su Guazzalotti, se vuoi far prendere l'applauso a Busciati. 1:25, ultimi spiccioli di gara che però non dicono più nulla. Imola vince la sua seconda gara consecutiva in casa, si porta a 4 punti e quantomeno in media inglese, se così possiamo dire, si mantiene a galla.
con 2 vittorie e 2 sconfitte, mantenendo inviolato il Pallaruggi in attesa della visita della squadra campana fra 2 settimane. Nel frattempo va a sbagliare Jacopo Preti, si cercano i suoi 2 punti. Ticchi non mette in campo Guazzaloca come ci aspettiamo qui in tribuna stampa per far debuttare il giovanissimo. Rientra invece in campo Bartolucci per dare, direi, la standing ovation a Franco Busciati, che ha dato tanto gioco a questa squadra, e l'applausometro si alza proprio per il giocatore di Tirana che, al di là dei 10 punti, ha creato gioco per questa squadra. Anche lui va da Perry a dargli il 5. Perry, che lo ricordiamo, è uscito all'inizio del terzo quarto per un problema al piede destro, calpestato inavvertitamente da un avversario. Intanto arriva una gran stoppata di Preti a dare un senso a questi ultimi minuti di gioco. 32 secondi, 77-57. Top scorer sarà Tortonese, e cioè Rotondo, 21 punti per lui. Imola invece chiude con punteggi molto distribuiti e ben 6 giocatori in doppia cifra: 14 di Perry, 13 di Bartolucci, 12 per Anderson e Hassan, 11 di Maganza e 10 di Busciati. Ha referto anche 2 di Prato e 2 di De Nicolao per un Imola che sfiora gli 80 anche questa sera. Dall'altra parte nessun altro in doppia cifra. A parte appunto i 21 di Paolo Rotondo. Ci arriva ora Tavernari, 10 per lui. Imola la chiude allora. 7-7-5-9 il punteggio finale della quarta giornata di ritorno di andata del campionato di A2 Silver. Finisce fra gli applausi convinti del Pallaruggi, che nel giro di una settimana riassapora per 2 volte la vittoria. Imola vince e si porta a quota 4 punti. La prossima trasferta sarà in quel di Matera, la prossima in casa contro Scafati. Certo che il pensiero va all'infortunio di Jesse Perry, unica macchia di una serata che vede Imola vincere di 18 punti contro la squadra del Derthona Tortona. Grazie a Riccardo Rossi che ci ha supportato in sede di commento tecnico. Da Fabrizio Turini l'appuntamento è a fra 2 settimane qui sugli schermi di DTV per un altro incontro casalingo dell'Andrea Costa Imola.